Loris Peltrera di Prima il Veneto. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Buonasera Peltrera. Allora Loris Peltrera, se vuole possiamo restare in ogni caso sulla guerra, ma anche su questo no del governo alla Russia, alla Biennale. Voi su che posizioni siete sulla guerra, per incominciare? Per quanto riguarda la guerra, secondo me c'è da analizzare il fatto che l'Iran ha delle partnership strategiche con Russia e Cina. Okay. Perciò il mio punto di vista è che Trump fondamentalmente sta, oltre a voler ribaltare il governo attuale iraniano, sta cercando di mettere sotto pressione la Cina, perché la Cina utilizza l'Iran per rifornirsi di petrolio, per esempio. Sta un po' facendo la stessa tattica che ha fatto la Cina negli ultimi 30 anni. Loro hanno capito fondamentalmente che per muoversi a livello geopolitico non necessariamente serve sparare missili. Si può andare a colpire sulla finanza, sulle energie, sulle terre rare. Allora, secondo me, Trump sta cercando di utilizzare lo stesso schema della Cina, dato che si è reso conto probabilmente che non potrà mai causare una guerra, uno scontro aperto con i cinesi. Noi ne paghiamo le conseguenze perché abbiamo deciso noi di essere completamente dipendenti dal punto di vista energetico da tutto il mondo. Abbiamo detto di no al nucleare. Se si tratta di investire nelle rinnovabili, ok sì, ma da un'altra parte. Perciò ci siamo affidati all'essere sballottati di qua e di là in funzione degli eventi che si manifestano. Negli anni, oltretutto, abbiamo maturato dei gap con i competitors extra UE e questi gap li sentiamo adesso, nonostante comunque a mio modo di vedere la Commissione europea dovrebbe darsi un po' una svegliata. Senta, sulla Russia e la Biennale, come la pensa? La Russia e la Biennale io penso che l'arte e lo sport dovrebbero essere linguaggi trasversali, perciò sì alla presenza. Grazie molte Loris Peltrera, Prima il Veneto. Peltrera, lei è di Venezia per caso, no? Marghera. Marghera. Ecco, sulle amministrative come voi credo ci sarete in lista, no? Sì, ci siamo, noi ci riteniamo l'alternativa all'astensionismo. Il nostro candidato Del Zotto è una persona assolutamente di spessore, preparatissima. Ha già svolto ruoli di assessorato e quant'altro, perciò diciamo che non siamo né di destra né di sinistra. Noi ci focalizziamo innanzitutto su tutti gli aspetti che riguarda Venezia senza avere un'ideologia particolare e più in larga parte per quanto riguarda la regione Veneto. Infatti, ricollegandomi un po' al servizio su il presidente della regione, sì. Io ritengo che 3 mesi di mandato al momento siano troppo scarsi per avere una valutazione. Noi teniamo molto a fuoco il discorso dell'autonomia, vogliamo capire, vedere cosa porta a casa, perché sì, intese di qua, intese di là, ma sono passati 9 anni. Cioè, se nasceva un bambino all'epoca del referendum, adesso andrebbe in quarta elementare. Mi sembra un po' troppo. Soprattutto dopo aver avuto un mandato così ampio dalla popolazione veneta. Ecco, noi siamo diciamo, non abbiamo una connotazione
tradizionale, abbiamo solo come focus il benessere di Venezia e dei Veneti, perciò ecco. Quindi sarete comunque sarete presenti, diciamo, alle prossime visite con Pierangelo Del Zotto, che è segretario di Prima il Veneto. Grazie molte ai nostri ospiti, Loris Peltrera, Prima il Veneto. Grazie direttore, grazie a tutti.